Certo, sei anche tu di questa opinione, intanto un piccolo accenno, ma non si potrebbe andare direttamente ai... intanto è finita anche la partita tra Brescia e Varese, dunque Brescia ai playoff, è finita anche a Novara, Novara e Lanciano 1-1, Lanciano che è salvo, Gautieri e Aglietti in questo momento si stanno abbracciando, il Brescia dunque va ai playoff, il Varese è fuori, non si potrebbe ridurre il limite per i playoff, 10 punti secondo molti sono tanti. Anche secondo me, sono d'accordissimo, se sono 5 i punti per garantirti i play-out, io dico che dovrebbe essere la stessa valutazione. 10 sono effettivamente troppi, vedendo il campionato di quest'anno, vedendo la grande rimonta e la continuità del Livorno, anche se il Sassuolo è calato, comunque ha dimostrato di fare un grande calcio, e il Verona che l'ha dimostrato perché nelle ultime 10 di campionato è stata la squadra che ha fatto più punti, ben 24, giocando un ottimo calcio e dimostrando grande individualità, soprattutto in Cacia, ma anche la grande crescita degli stranieri Alfredson e Jorginho, che secondo me faranno bene anche nella massima serie. Restano ancora pochissimi minuti per Sassuolo-Livorno, con il Livorno tutto proteso in avanti nel tentativo di evitare proprio i playoff, ma intanto c'è stata una grandissima occasione da parte del Sassuolo, un attaccante neroverde a tu per tu con il portiere del Livorno, ha fallito praticamente. Empoli 0-0, prego. Sì, Torrente che ha fatto un buon campionato, parliamo così a ruota libera, e diciamo pure che il Bari senza una penalizzazione avrebbe sfiorato la zona playoff, quindi adesso ho l'occasione di farlo e credo che dobbiamo fare i complimenti anche al Bari. E questa è la festa del Verona. Vincenzo, si affronteranno mercoledì Brescia-Livorno, tra Brescia e Livorno ci sono